Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 26 novembre e diamo il buongiorno anche a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a tutti. Mandiamo? La mia gola Benissimo. chiede pietà. Benissimo. Alla grande. Tutto bene. Oggi finalmente non piove, quindi insomma. Finalmente, anche qui c'è il sole, incredibile. Esatto. Però c'è freddo, c'è tanto freddo. Vabbè. Chiaramente. È un problema tuo, tendenzialmente, che dovrai andare più tardi alla Coppa Quartieri, quindi insomma. Così sarai. Ti voglio bene anch'io, lo sai. Continui a essere giovane, Esatto. a essere giovane, a tenerti giovane. Mi tempra, assolutamente. E ti duna anche, questa è una battuta che solo noi old vintage possiamo riuscire a capire. Salutiamo Magico Cali, ciao Magico, ben trovato. Salutiamo Tracada, good morning 131. Ciao Fac, ben trovato. E ciao Marco, ben trovato. Allora, oggi appuntamento, iniziamo, non parliamo di calcio, iniziamo col primo ospite, parleremo di basket, esatto. Finalmente. Comunque, adesso staremo 2 settimane senza parlare di calcio, va bene? Non esageriamo adesso. 2 ore. Non esageriamo. 2 ore vanno più che bene. Assolutamente. Il freddo tonifica. Esatto. Ciao Roby, ben trovato. Ben trovata. Esatto. Francesco. Gli è piaciuta la battuta? Vabbè, ragazzi, a quest'ora vale tutto. Ciao Vito, vale, ben trovato. Vale tutto assolutamente. Va bene, abbiamo già il nostro primo ospite. Sì, lo facciamo entrare di subito. Oggi. Siamo molto contenti per avere con noi Marco Ceron, guardia della Dinamo Sassari. Ciao Marco, come stai intanto? Ciao ragazzi, buongiorno, tutto bene, grazie. Voi? Benvenuto a Buongiorno 131. Noi stiamo bene, dai, letto. Quando non piove, insomma, io almeno sono meteoropatico, almeno tendenzialmente sono più allegro se il cielo è azzurro e non grigio, per quanto poi noi sappiamo perfettamente che in Sardegna la pioggia serva tantissimo, però ogni tanto se esce il sole, ecco, non ci dispiace. Oggi è una bella giornata, dai. Esatto. Allora Marco, siamo con te in questa settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. Non si gioca in Serie A, si gioca comunque però in Eurolega. Questa è la cosa particolare, come sempre, del calendario del basket. Sei a Sassari da pochi mesi. Intanto ti chiedo subito come ti stai trovando. Mi sto trovando molto bene, è un posto veramente bello, cioè ti dà tanto, sia il posto che le persone, cioè ti fa sentire tipo una grande famiglia, ti aiuta molto a entrare in questa ottica di, comunque anche non avevo mai vissuto in un'isola, è bello, cioè si sta davvero bene. Sono stati bei mesi. Esatto, bei mesi sicuramente dal punto di vista extracampo. In campo va detto, Marco, no? L'inizio non è stato certamente dei migliori. C'è già stato anche il cambio in panchina da Massimo Boleri a Veliko Mrsic. Intanto ti chiedo proprio questo, cioè come cambia anche l'impostazione
di una stagione dopo pochi mesi, quando c'è già subito un cambio di allenatore, cioè tu lavori tutta l'estate con un coach e col suo staff, poi ovviamente i risultati non arrivano, arriva la scelta del club. Come si vive questo cambio? Perché nel basket non è che sia così tanto inflazionato come nel calcio, quel cambio di allenatore. No, beh, ti dico, di sicuro è un cambiamento repentino, perché comunque abitudini di allenamento, modi di pensare, giocatori in una posizione più che in un'altra, però noi ancora non l'abbiamo vissuto tanto questo cambio, almeno ha messo ancora poche sue idee, perché è arrivato in un momento che era intensissimo per noi, perché abbiamo fatto non so quante partite in giro di 3 settimane, quindi siamo stati veramente poco in palestra a ascoltare veramente come vuole giocare il coach. Quindi credo che adesso abbiamo 2 o 3 giorni liberi di riposo e poi ricominciamo, e credo che da queste settimane inizieremo a capire veramente cosa vuole il coach, come vuole giocare, come vuole impostare le cose. Quindi il cambio non l'abbiamo sentito, sì, perché ovviamente fa sempre un certo effetto quando comunque va via un allenatore, dispiace anche sempre, comunque insomma si era creato con un bel rapporto e tutto, però il cambio proprio tecnico secondo me lo vedremo questa settimana, perché avrà tempo il nuovo coach di mettere i suoi ideali. Assolutamente. E Eh, altra domanda, tra virgolette, cattiva, nel senso che quanto pesano le sconfitte in questo inizio di stagione? Perché io molto. ho visto 4 delle vostre partite, soprattutto in campionato, soprattutto all'inizio, cioè partite punto a punto, partite in cui la Dinamo magari andava anche avanti, a Sì. volte anche largamente nel punteggio. Penso a Cremona. Poi però a un certo Cremona. punto, vuoi la gestione dei falli, vuoi 2 tiri che non entrano, mentre l'avversario entra di tutto, siete entrati in qualche modo in una specie di loop negativo che per fortuna Sì. siete riusciti a rompere, perché insomma sono arrivate le prime Sì. vittorie. Però ecco, come si gestisce anche questa sensazione, questa situazione all'interno dello spogliatoio? Allora, ti dico, lo spogliatoio comunque è sempre stato unito, non c'è mai stato screzi, robe, quindi ovviamente questo ha aiutato un po' a superare dei momenti che tuttora ci sono, che è difficile comunque guardare la classifica e trovarsi in quei punti, però non è che c'è stata proprio una cosa, sono state varie, chiamale dimenticanze, chiamali errori, chiamali come vuoi, che purtroppo basta un minimo che passi da vincere una partita a perderla. Come hai detto bene te, a Cremona eravamo più 15, non siamo riusciti a chiudere la partita, e noi siamo entrati in quel loop magari negativo, che comunque avevamo perso anche prima con Varese, anche quella un po' che dovevamo sinceramente portarla a casa, e abbiamo magari lanciato Cremona, che da quella partita non si è più fermata, ha preso la fiducia. Ovviamente vincere aiuta a vincere, è sempre Certo. stato così. E quindi non è stato vissuto male in spogliatoio, perché non che ce ne fregavamo, però abbiamo sempre cercato di cercare di resettare e iniziare a lavorare il giorno dopo, anche perché un po' su questa cosa qua, giocando la Coppa e queste partite tutte ravvicinate, questo ha aiutato un po', perché magari se giochi una volta a settimana inizia magari a perdere 2 o 3 partite di fila, diventa lunga la settimana dopo, da lunedì arrivare a domenica. Invece bene o male con la Coppa tu domenica fai un errore, perdi, però comunque la tua testa deve essere già che mercoledì c'è un'altra partita, quindi questo ha aiutato Esatto. sicuramente, però dispiace perché saremmo meritati di essere in una posizione un po' Diciamo migliore. almeno il doppio dei punti, dai Marco, senza Sì, no, esagerare, cioè senza voler esatto. essere troppo Dovevamo avere trionfalisti, ecco. esatto, non da dire le vincevamo tutte, Eh. però due vittorie in più credo anche che ce le meritavamo, però alla fine lo sport è così, basta veramente un secondo e un centimetro e ti cambia veramente la visione di tutto. Specialmente poi nel basket dove non c'è il pareggio, quindi tendenzialmente questo poi Esatto, Si vince o si no? esatto, perde. È esatto. sicuramente uno sport meno O torni, speculativo esatto, o da torni a quel casa con punto la di vittoria o vista. con la sconfitta. Esatto, e cambia tutto. E prima di passare la Sì. palla a Luca, appunto in campionato così, invece
In Europe Coppa Cup invece bene. in Coppa la situazione è diversa. Quanto vi ha aiutato anche questo percorso in Coppa per no, dire vabbè, restiamo concentrati più che sul risultato, sul campo, perché le cose siamo in grado di farle e visto che ci riusciamo in Europa ci potremo riuscire anche in campionato. No, sicuro ha aiutato, perché comunque se guardi quel lato là abbiamo fatto un bel percorso comunque, cioè, abbiamo perso la partita a Lisbona all'inizio, però poi insomma abbiamo sempre giocato delle belle partite solide, ci siamo sempre imposti, abbiamo sempre giocato il nostro gioco e ovviamente, come ho detto prima, aiuta tanto perché soprattutto se vieni da un momento che magari veramente perdi una partita oppure che domenica fai una partita che ti resta qua, quelle che magari ti porti avanti i giorni, e invece qua non hai, giocando la Coppa non hai quella, non puoi permetterti di stare a pensare a quello che è successo domenica, perché mercoledì ce n'è un'altra. E ha aiutato, di sicuro siamo contenti di questo percorso, speriamo adesso di riuscire a continuare così e magari trasmettere anche un po' di questa nostra, non so come si può dire, queste prestazioni qua, magari trasmettere anche un po' in campionato, di metterci un po' di tranquillità, di iniziare a capire anche come sarà il nostro campionato, se sarà verso l'alto, verso il basso, insomma, da stabilirci un po'. Nel frattempo abbiamo visto l'ultima gara appunto in Europa Cup è stata una sconfitta, ma tu sei stato top scorer della Dinamo. Hai avuto qualche piccolo problemino fisico a inizio stagione, invece piano piano ti stai riprendendo, sta aumentando anche il tuo impiego in campo. Come ti senti in questo No, bene, momento? sì, all'inizio ho avuto un po' di sfiga che il sabato, prima di campionato, mi sono stirato l'inguine, quindi poi siamo stati un po'. Era piccolo, però 1,5 cm, due, quindi ho dovuto stare fermo un po', però insomma sono stati bravi tutti, mi hanno curato bene, non abbiamo forzato nessun tempo, anzi insomma il suo tempo di recupero, quindi adesso sto bene, sono contento e cerco di guadagnarmi. Sapevo che non avevo tanti minuti a disposizione quando sono venuto qua, però ho accettato il mio ruolo e tutto, però ovviamente ogni giorno cerco di guadagnarmi qualcosa in più, perché insomma è lo sport questo, ma anche per come sono io come persona, cioè non mi va di adagiarmi e tutto, anche insomma ho avuto anche un po' di difficoltà negli ultimi anni tra infortuni e cose, quindi ce l'ho la voglia di rimettermi, di far vedere che sono ancora un bel giocatore nonostante Certo. età, infortuni e tutto. Quindi adesso sto bene fisicamente e provo a fare il mio massimo. Dopo di sicuro no. Se poi non ha aiutato tantissimo perché comunque i risultati sono stati questi, però voglio arrivare a casa la sera e guardarmi e dire hai fatto tutto? Sì, ho fatto tutto e aiutare la squadra. Molto bene. Sappi che qua in questa trasmissione l'età non è assolutamente un problema, visto che non ci segui, ma Luca con i suoi 86 anni, portati benissimo, sia chiaro, quindi insomma, è uno dei mantra di questa trasmissione. Luca, Arrivare così a 86 non È vero, male, vero? Sì, esatto. sì, è vero. non male. Sai, la beauty routine varie volte durante la Esatto, notte, il giorno, il pomeriggio. Appena un attimo sempre. si sistema fondamentalmente. Esatto, Vai, Lu. esatto, esatto. Ti chiedo, Marco, hai parlato un po' del discorso relativo all'importanza magari del doppio impegno che comunque aiuta magari a dimenticare la sconfitta in campionato e poi arriva magari la vittoria in Europa. Però faccio questo parallelo con il calcio, nel senso che nel calcio si dice si gioca troppo, cioè non riesci ad allenarti, c'è una situazione particolare, troppi infortuni. Invece dal discorso che hai fatto tu sembra quasi che il giocare troppo aiuta comunque a combattere determinate situazioni, magari una situazione negativa in campionato, vinci in Europa e sei pronto in grinta per poter rigiocare in campionato. Nel calcio sembra quasi l'opposto. Come viene gestito? Ti chiedo l'allenamento, perché hai parlato anche dell'allenatore, che comunque non ha ancora avuto modo di mettere il suo pensiero in campo. Come viene gestita la settimana e tutti questi impegni? Beh, allora, è difficile, mh,
soprattutto qua, perché comunque i viaggi sono lunghi. Vabbè, sinceramente è difficile un po' gestire l'allenamento perché ti ritrovi magari a fare un allenamento tipo o lunedì o martedì dopo aver fatto 10 ore di viaggio per raggiungere il posto, oppure ti ritrovi magari a fare allenamento il giorno dopo che torni dalla Coppa dove hai fatto altre 12 ore di viaggio, una partita. Quindi è stato veramente difficile per il nuovo coach, per il team, per tutto, cioè mettere degli allenamenti proprio veri e propri da dire ok, martedì inizia la settimana, iniziamo. Quindi ovviamente giocando così tanto gli allenamenti sono molto meno, diciamo che il focus è alla partita, che sia anche il riposo del giocatore che ha giocato 30 minuti, più robe tecniche, stiamo facendo molti, tipo il nostro allenamento magari è mezz'ora di basket e magari 40 minuti che guardiamo il video, analizziamo dove abbiamo sbagliato, dove, come dobbiamo muoverci, quindi è stato veramente... E, e non è facile, cioè bisogna essere bravi a gestire una cosa del genere perché dopo ti ritrovi magari con la gente che ha o come dicevi te, il calcio che si gioca troppo, infortuni, bisogna essere bravi. Infatti ovviamente insomma ci sono dei professionisti che ogni giorno pensano al nostro programma, è anche diverso da giocatore a giocatore. Magari io magari ho giocato poco, il giorno dopo, nonostante il viaggio, tutto, però devo mettere un carico di Certo, lavoro per essere magari pronto per la partita dopo. Magari una persona che ha giocato tanto ha più bisogno di... recupero. Esatto, recupero, oppure guardiamo nel video dove hai sbagliato, cosa facciamo, cioè, quindi bisogna essere bravi, di sicuro non è facile, però questo è il contro. Il pro, come abbiamo detto prima, ti permette di andare con la testa già a un'altra partita se quella prima è andata male. Ci sono pro e contro. Io sono pro a queste cose. A me è sempre piaciuto fare il doppio impegno perché comunque è sempre bello giocare alla fine, che sia è sempre più bello che un allenamento, la partita, sai, Su questo, l'adrenalina esatto, è e molto diverso, è vero, è vero. quindi ovviamente più giochi meglio è. Bisogna essere bravi e forti anche mentalmente perché non è facile. Noi adesso dobbiamo cercare di entrare nell'ordine giusto e speriamo di uscire da questo periodo, dai. Assolutamente, Fra? No, proprio su questo discorso del provare a uscire da questo periodo negativo, appunto in campionato in casa è arrivata la bella vittoria contro Trento, che insomma non è un avversario banale, certamente in questa No. Serie A, e ti chiedo in generale come vedi il livello di questa Serie A, perché effettivamente da fuori, ripeto, noi che non giochiamo ma che analizziamo semplicemente il campionato, le prime continuano a fare un po' storia a sé, anche se poi quest'anno c'è stata questa notizia di ieri con le dimissioni di Ettore Messina da head coach dell'Olimpia Milano, però di base insomma Virtus, Brescia, Olimpia, Trapani, che nonostante la Sì, penalizzazione comunque ha uno squadrone, Tortona, e poi le sì. altre, no? Come dire, Siamo le tutti altre, lì. Reyer Venezia, soprattutto, anche Sì, visto che tu anche la Rey sta facendo un bel sei campionato, sì. veneziano e quindi Sì, sicuramente lo sai sì. bene, però ecco, mi sembra che ci sia un campionato un po' frammentato, ecco, diciamo così. Per te che ci Sì, giochi, sì. com'è? No, beh, allora di sicuro allora, è frammentato, però è come se ci fosse secondo me si è equilibrato molto perché, ok, lasciando stare Milano e Virtus e forse Venezia, ammetto che magari, però neanche Milano e Virtus magari, sai, giocando anche loro veramente tanto, magari in campionato qualche partita la possono anche quasi mezza lasciare, però loro fanno secondo me un campionato un po' a sé per roster e tutto. Però le altre ogni domenica non è che dici ah non posso vincere oppure si è equilibrato, però la classifica comunque ha questi spezzoni. La cosa bella è che è corta ancora, anche là sotto è corta, quindi vinci due partite, ti ritrovi veramente in una posizione veramente alta, perdi due, un po' arranchi, però secondo me si è molto equilibrato perché vedi la Cremona, vedi
ma anche Udine, Cantù, le squadre come noi, cioè di media, bassa classifica, cioè, possono vincere ovunque. Non è che dici, ah ok, c'è la squadra che non può vincere, è un campionato tosto, il livello medio secondo me si è alzato. Ecco, tra l'altro poi proprio su questo, perché è una domanda che mi viene spesso, quanto secondo te l'ingresso di, chiamiamole, nuove forze all'interno della Serie A hanno un po' cambiato gli equilibri? Perché sinceramente vedere una classifica in cui Treviso è all'ultimo posto, è vero che non è la Treviso di quando eravamo bambini noi, sicuramente, però comunque resta una piazza super blasonata per il basket. Vedere Esatto, Varese esatto. là sotto, vedere anche Cantù là sotto, e poi magari invece davanti vedi Trapani, vedi Tortona, vedi la stessa Tona, Cremona, senza nulla Brescia, togliere, Brescia. intendiamoci, sì, a sì, queste, sì, a queste piazze. Però è cambiata un po' anche, no, sono cambiati un po' i rapporti di forza all'interno del basket italiano. Se poi andiamo in serie A2, Pesaro, Fortitudo, sì. insomma, è cambiato un po' Sì, anche il basket in Italia. un po', beh, questo è merito, alla fine è merito delle persone che hanno investito tanti soldi in certe piazze e sono stati anche bravi a fare delle scelte, vedi. Comunque Tortona ha fatto quando è partita dalla 2 comunque aveva fatto un progetto veramente solido e serio e adesso si ritrova in cima insomma, nei posti alti della classifica grazie alla programmazione che ha fatto anche in questi anni, adesso ha fatto anche il nuovo palazzo, insomma sono arrivati nuove, chiamale potenze, chiamale come vuoi, però sono squadre che anche un po' di anni che non è che fanno un anno sì e no, c'è anche guarda Brescia, sono tanti anni è che sta facendo veramente le cose bene. Eh sì. Poi loro hanno fatto una scelta di non fare la coppa, di concentrarsi sul campionato, magari prendendo magari un giocatore in meno, avendo il focus veramente sul campionato, però è una scelta che sta pagando. E nonostante abbiano cambiato allenatori, ma alla fine si ritrovano veramente sempre là. L'identità è quella, cioè oramai è stata, no? È stata Sì, quello creata. sì. Poi per rispondere alla domanda proprio secca, di sicuro sono cambiate, però dipende anche molto dal budget che una squadra può investire, secondo Certo. me, perché alla fine anche Tortona è una realtà nuova, e tutto rispetto magari a una Varese o come hai detto te una Cantù, però se Tortona ha un budget veramente superiore, alla fine dopo ci sono anche quelli che con un budget pazzesco fanno anche delle squadre Vero? terribili, Vero? perché dopo alla Vero? fine... Però il soldo aiuta, mettiamola così. Alla fine, sì, dopo la chimica, devi essere bravo a mixare le due cose. La chimica, incastrare bene i giocatori, però se parti da una bella solidità, quello aiuta. Assolutamente. Luke. Sì. Andiamo un po', Marco, sul capitolo nazionale. Inizia la nuova era Banchi e ti chiedo un po' un giudizio sul discorso nazionale. Abbiamo parlato anche offline, Vittori, insomma, come i giovani si avvicinano un po' più al basket e lo seguono. E ti chiedo chiaramente anche sulla convocazione di Vincini un po' il tuo pensiero. Allora, sono sicuramente contento tanto per Luca perché se lo merita. È un ragazzo veramente cioè adesso non è una sviolinata, però è quel ragazzo, non so, molto timido, cose, ma di una bontà incredibile, sempre che lavora, sempre che non dice mai una parola fuori posto. Sono davvero contento. Cioè, mi ha fatto, non lo conoscevo, anche per diverse differenze anche di età, molta. Però da quando insomma, siamo arrivati qua ho visto subito che era una persona, chiamala speciale, chiamala come vuoi, però sono davvero contento del percorso che sta facendo anche comunque. Sì, il coach gli ha dato molta fiducia, la società gli ha dato molta fiducia, però lui sta ripagando in pieno quello che la società rivede in lui. Quindi sono contento che adesso spero che si riesca a giocare bene le sue carte e di affermarsi bene perché ha tutte le possibilità per essere un giocatore di riferimento per la nostra nazionale nei prossimi anni. E sul nuovo corso della nazionale? Bisognava farlo, secondo me era Era giusto arrivato. farlo.
era arrivato quel momento, ci sono stati sicuramente momenti belli, momenti meno belli, però è la vita, soprattutto nello sport, quando si arriva a un punto c'è bisogno di un cambiamento, bisognava farlo secondo me, dai, e adesso comunque Banchi è un grandissimo allenatore, cioè, non è che è successo, no, cioè, anzi anche con le nazionali, anche mi ricordo che insomma con la Lettonia negli ultimi anni ha fatto veramente dei capolavori. Quindi insomma è arrivato un allenatore che il suo curriculum parla da solo, quindi adesso vediamo come riesce a mettere, che là, ecco, là devi essere ancora più bravo che un club, perché là non hai budget, non hai dire, ok, 2 milioni posso spenderli per il campione, cioè là devi essere bravo, selezionare giocatori e anche andare molto sul lato umano, perché bisogna creare anche un bel gruppo, cosa che c'era, che Pozzecco aveva creato un bellissimo clima da quello che insomma dicevano tutte robe, quindi adesso anche Banchi dovrà Beh, fare il suo sicuramente. beh, il discorso delle nazionali è sempre un discorso, il selezionatore, tu hai a disposizione quel range di giocatori e devi vedere, e poi il gruppo è fondamentale, d'altronde le migliori vittorie, Esatto, lo sai esatto, meglio di noi, se il gruppo esatto, funziona è tutto più semplice o meno difficile, esatto, ok? esatto, quindi là di sicuro è molto più difficile quello che creare una squadra di club. Quindi insomma vediamo, però ci sono molti giovani, cioè, ho visto molto, a parte Della Valle, Tonut, Tessitori, insomma c'è stato veramente un cambio generazionale, quindi E ci e sta. abbiamo, sinceramente abbiamo anche dei bei giovani, perché guarda Procida, Spagnolo, Vincini, Casarini sta facendo un bellissimo campionato quest'anno, ci sta. Sono curioso di vedere come si comportano i ragazzi. Su Perfetto. questo, Marco, sul ruolo degli italiani nel basket, basket italiano ovviamente in questo caso, però dico un po' più in generale, cioè la sensazione, che è, almeno la mia sensazione, è che sia molto difficile riuscire a imporsi da italiani nel campionato nazionale. A volte è più facile trovare il giocatore che va a fare la differenza all'estero. Lasciamo perdere Fontecchio, lasciamo perdere gli esempi di chi è andato in NBA anche in passato, no? Quindi Bellinelli, Gallinari e compagnia cantante, però appunto hai citato Procida, hai citato Spagnolo, possiamo citare lo stesso Spissu, restando in ambito sardo, e poi invece in Italia spesso e volentieri un po' con questi accrocchi del regolamento, no? Cioè il famoso, la necessità di avere giocatori italiani che però poi alla fine giocano poco. Da giocatore italiano esperto, come si vivono queste... Cioè questa, secondo me è una specie di controsenso fondamentalmente a livello regolamentare, perché molto spesso è più facile prediligere l'americano o comunque il giocatore che arriva da fuori, e questo poi incide necessariamente anche sulla programmazione, secondo me, a medio-lungo termine, perché fortunatamente le nazionali giovanili stanno producendo dei bei talenti. Bene ha fatto Luca Banchi a portarne alcuni già subito nella nazionale maggiore, però spesso l'impressione è che la programmazione sia sempre da settembre a maggio, delle varie squadre, appunto, magari non delle big, ma delle altre. Io penso soltanto a questa stagione, poi l'anno prossimo vedremo, cioè si vedrà, ok? E secondo me c'entra molto anche il discorso poi dello sviluppo dei giocatori italiani, perché in questo modo è difficile riuscire ad avere continuità. È stata una domanda difficile. Lo so. No, però guarda, è la stessa, io vedi, è la stessa che fa anche Gianluca, che dice: da italiano cosa pensi della regola del 6+6? Aiuta effettivamente gli italiani, in realtà distorce il sistema e non porta beneficio alla nazionale, visto che poi qualcuno lo propone per altri sport, per esempio il calcio, che è uno di quelli nazional popolare, ecco, cosiddetto. Diciamo che qua si potrebbe, secondo me, stare a risposta parlare. politica, dai una risposta politica. Allora, ti dico proprio la mia idea. Sento molto parlare gli italiani non riescono in Italia, però
alla fine gli italiani, se uno è forte, lo dimostra Gioca. e ci gioca, perché guarda Della Valle, adesso mi viene in mente Baldasso, che comunque sono anni che fa sempre il suo, guarda gli italiani della Virtus, insomma, anche quando tanti dicono è andato all'estero e è esploso, ok, però stiamo parlando di Fontecchio che forse, cioè, stiamo parlando di un top giocatore a Infatti, livello europeo che non te gioca in l'ho NBA. considerato per quello, perché ho detto, Fontecchio Ma lo lasciamo stare. stesso, ma lo stesso anche Spagnolo, però cioè, stiamo parlando di giocatori veramente di altissimo livello. È logico che magari l'italiano di medio livello magari non gioca tanto, però non è che se l'italiano di medio livello lo metti in Eurolega allora esplode, oppure se lo metti in Germania allora esplode. Io sono di questa idea. Quindi Chi è adesso bravo gioca e chi è bravo Esatto. arriva, alla fondamentalmente. Questo è un po' fine il discorso. sì, e poi anche non è che è logico che se uno è un giocatore di medio livello non è che viene chiamato da un club europeo a giocare da straniero, quindi cioè, non lo so, io la vedo così, cioè, eh, Fontecchio ha dimostrato sia in NBA che ai mondiali, cioè, qualsiasi competizione ha dimostrato che è un giocatore di livello internazionale, spagnolo, gioca da 2 o 3 anni in Eurolega, ma non è che fa magari la comparsa di come magari la faccio io nel campionato italiano, giocando anche da italiano. Cioè, questo gioca dei minuti veri in Eurolega da anni, quindi non è che se viene in Italia allora ha le ali tappate. In Italia sarebbe un top, secondo me. Sì, sì, ma io Ci sta. questo volevo Poi, sapere. poi si Questo volevo sapere apre. proprio Poi, il no, parere, il parere secondo me è da così. chi è dentro, perché poi appunto, Secondo me è ripeto, così. Secondo me è così. noi possiamo vedere delle cose da fuori, però secondo me è fondamentale per avere un quadro il più possibile globale, appunto avere anche il parere di chi la vive ogni giorno poi questa cosa, perché Sì, noi sì, ne poi ci parliamo, tu sono. lo vivi, Esatto. capito? Quindi questo No, è un po' certo, poi ci il... sono squadre e squadre, tipo adesso che mi stanno scorrendo qua sul vostro schermo le immagini di Trento, cioè Trento per questa cosa qua è veramente un esempio anche proprio in questi anni, cioè Trento ha veramente lanciato ogni anno gente giovane, si crede molto, poi ci sono squadre che magari hanno bisogno o di salvarsi o di fare risultato, allora puntano più Certo, sull'immediatezza, immediato, Certo, certo. certo. e quindi però Trento è cioè, dopo le cose cambiano, però la mia idea resta quella, che non è che Fontecchio è diventato Fontecchio perché è andato via. Sì, l'ha aiutato magari qua, era a Milano, magari non trovava tanto spazio, però sai, Milano non è che stai parlando di una squadretta, sai, giochi l'Eurolega con dei nomi veramente... Certo. di sicuro l'ha aiutato a mettersi in un palcoscenico europeo importante in una squadra che non era come Milano, magari che aveva l'ansia del risultato, le cose qua poi cambiano, però la mia idea resta questa. Va Ci bene, Marco, sta. le ultime domande. La prima, quella più seria di tutte, perché mezzanotte gioca con la maglietta sotto la... Non so una che la stupidaggine. stessa domanda che Questa, cosa. questa è una Perché stupidaggine. è una sua cosa, È ma il anche suo io ce l'ho un po', vezzo. non l'ho ancora usata, però anche io mi sento tipo, tra virgolette, nudo con la canottiera. Ok. No, però sai, magari Que- puoi mettere un'altra canottiera sotto, perché ho visto che anche altri tuoi compagni giocano comunque eh, con una doppia canottiera fondamentalmente. Invece eh. lui, un po' all'antica, si mette questa maglia proprio È, con è le il è maniche. il è il nostro boomer. Eh. Questa è fantastica. Bellissimo. No, Ecco. Marco, in chiusura, dopo la sosta arrivano 3 partite toste, in cui Sì. però servono punti, c'è poco da fare, Sì, perché sì, un non po' per c'è. dare continuità a quello che si diceva prima, ecco, come si affrontano Trieste, Tortona, Trapani? Perché rientra un po' in quella logica che dicevi, comunque sono tutte squadre larghe a livello proprio di Sì. roster, hanno titolari e cambi assolutamente di livello. Come si fa? È come si fa, di sicuro dobbiamo pensare partita per partita. Adesso, sinceramente, dobbiamo pensare più a noi. Fino al... Cos'è che giochiamo noi? Il 6 con Trieste, il 6 o il Sì, 7, mi sì. ricordo. Che è sabato forse.
fino a quella data là dobbiamo pensare a noi, perché comunque dobbiamo sistemare qualcosa, cioè è un dato di fatto che comunque adesso dobbiamo ascoltare come ci vuole far giocare il coach, quindi queste settimane saranno importantissime. Poi partita per partita, non mi nascondo dietro a un dito, bisogna portare a casa punti, che sia un punto, che vincere di mezzo o di 3, adesso bisogna portare a casa punti, perché abbiamo Assolutamente. espresso in certi cioè adesso siamo arrivati al momento in cui non si può più dire la squadra comunque ha reagito, ha giocato e purtroppo lo sport funziona così, cioè se torni a casa con la vittoria ma magari hai fatto una partita del cavolo, comunque lunedì sei un campione. Il Adesso è arrivato il risultato momento. conta tanto. Il risultato conta. Domenicali Soprattutto magari, d'altronde, eh. magari all'inizio puoi dire, vabbè, però la squadra, sai, magari sai, con Cremone eravamo più 15, la squadra ha fatto bene, però alla fine adesso quei 2 punti là ti pesano. Certo. Quindi avendo perso anche altre partite dopo, adesso sei arrivato al punto che bisogna portare a casa punti, quindi faremo il possibile per portare a casa questi 2 punti. Partita per Va partita. bene. Perfetto. Assolutamente sì. Marco, grazie davvero di essere stato Grazie con a noi, è voi. stata una chiacchierata molto molto piacevole. Speriamo di Grazie a vederci voi. presto anche in campo. Va bene? Un abbraccio. Grazie a voi, Grazie buona mille, ciao giornata. Marco. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E grazie a Marco Ceron della Dinamo Sassari, grazie anche ovviamente alla Dinamo Sassari per la disponibilità, anche perché non è mai facile concedere giocatori in intervista durante periodi non troppo positivi dal punto di vista del rendimento, per cui davvero grazie, ringraziamo la Dinamo, l'ufficio stampa della Dinamo per questa attenzione che insomma, per noi è sempre un piacere, assolutamente. Va bene, Lucone. Chiudiamo, no, sto scherzando. Mancano 20 minuti. No, vediamo ti un ho po'. ti ho visto temere. Tra l'altro, prima io ho detto una cosa meravigliosa. No, ma c'è una giornata bellissima. Che in effetti Esatto, mi sono grandinato. riaffacciato, c'è il sole, ma per tipo 3 minuti ha grandinato. Quindi non lo so, veramente. Vabbè. Siamo oramai sempre più tropicali anche su questo, su questo anche non ci sotto piove, questo aspetto. sì. Cioè, Beh, comunque vabbè. rispetto alla partita della Juve che ha giocato con il Bodo, insomma, qui si sta decisamente meglio. Mi hanno dato qualche foto, veniva solo il freddo a vederli. Incredibile. Comunque, Io credo che sarei morto probabilmente, cioè, mi avreste direttamente seppellito là senza nessun tipo di problema. Però tu dici, scusa, ragioniamo, Bodo Clint Cagliari, cosa fai, non vai? Sì, certo. Infatti è il modo migliore di perire, più eroico probabilmente di perire per quanto mi riguarda, perché è una roba veramente assurda. Seguiva il Cagliari, ne parlava bene, lo seguiva, Esatto. faceva interviste e poi Sì. ci fu quella trasferta in Norvegia. Esatto. E cambiò tutto. La fatal Bodo. Cioè, il fatal fiordo. Esatto. Vabbè, però insomma, chi ha visto la partita di ieri sicuramente insomma, credo che possa aver tratto delle indicazioni interessanti su quello che aspetta il Cagliari sabato, no? Luca, perché insomma, adesso sto cercando di recuperarmi. Dov'è? Eccola qua. Le statistiche della partita. Detto che è un campo diverso rispetto al normale perché è un campo in sintetico, insomma, chi ha giocato in casa del Bodo ha avuto tanti problemi, però Guarda, diciamo come che ha detto Matteo Zizzo, è la Bolivia d'Europa, esatto. il campo del Bodo Glimt, quindi. No, però più che altro sono le statistiche che così vanno bene, che mi hanno stupito, cioè tanti tiri. C'è stata una partita con, secondo me, pochissima attenzione da parte di entrambe le squadre. Sì, e difese 18 tiri totali del Bodo, di cui 6 in porta, 23 di cui 16 in porta per la Juve. Il portiere del Bodo ha fatto 12 parate, cioè una roba folle. Cioè, la verità, secondo me, se ieri la Juve avesse vinto 5-1, 5-2, credo che in pochi avrebbero potuto dire qualcosa, e lo dico assolutamente non da
tifoso ma ci sta. Ma ho detto della anche Juve, chi mi conosce secondo, lo sa bene, il secondo gol però su Cabal che fa una mezza, anzi fa proprio sì, a parte un quello, ma erroraccio. poi, No, ma non poi ha la fatto Juve ha più avuto niente. veramente tantissime occasioni in cui cioè, bastava, non lo so, poco a poco di concentrazione in più. Penso ad Azic che va col ginocchio, penso a Conceição che fa una grandissima azione e poi però alla fine spara dritto per dritto sul portiere al centro della porta, ma anche diverse occasioni, i gol annullati, cioè non lo so, sicuramente appunto sabato sarà una partita diversa, sarà una partita con diverse anche proprio situazioni ambientali in generale, completamente diverse, però credo che sarà una partita molto ostica per il Cagliari Assolutamente. sabato. Cioè Tra io l'altro, ti dico la verità, vai. pensavo che la Juve vista in campionato, poi magari in campionato, visto che c'è stato anche un po' di turnover e quant'altro, ci saranno altre risposte, però mi ha sembrata una squadra più in difficoltà, sinceramente. Invece ieri, tolto il primo tempo in cui è andata sotto, ma ripeto, poteva chiuderlo 2-0 avanti easy, ok? Facile, sì, sì. Cioè, sapendo delle difficoltà di giocare su quel campo, sapendo di tutte le cose, devo dire che un po' mi ha impressionato, ecco. Cioè, ero più fiducioso, sinceramente, dopo Firenze e dopo la parità di Champions. Insomma, speriamo, Beh, ecco, ha speriamo giocato in maniera diversa, che che ritorni agli siano... standard del campionato. No, Ecco. più che altro che continuino a essere imprecisi, Sì, sì. perché comunque tanti errori sono stati fatti anche ieri. E quindi No. magari con un Cagliari attento, Attento, esatto, ecco, attento, stile questa è la Como parola magari, giusta. Attento, concentrato, preciso, non sottovalutare niente, il cosiddetto senso del pericolo, ok? Perché alla fine è ovvio che sono partite dove se tu fai un errore rischi di pagare per quell'errore. Detto che hanno giocato tutti tranne Vlahovic, che sicuramente sarà titolare contro il Cagliari. Ricordiamo, e che è adesso la tassa, statistica è la tassa, perché e che è comunque una i primi due tassa, gol in Serie A di Vlahovic fu quel famoso Cagliari-Fiorentina 5-2, quindi è un giocatore comunque pericoloso, questo lo si sa, non siamo noi certo a dirlo. È anche vero che la Juve comunque ha diverse assenze, soprattutto in difesa. Mancherà Bremer, che li ha recuperato. Sta giocando Koopmeiners difensore centrale. Con Koopmeiners l'ho conosciuto come un giocatore offensivo, una mezzala di inserimento, un trequartista, un giocatore che giocava dietro le punte. Ora sta giocando come difensore centrale. Poi bisogna capire se effettivamente contro il Cagliari giocherà difensore centrale. Però ecco, il cambio, ecco, quello che ha detto Marco prima, l'arrivo del nuovo allenatore non ha ancora avuto modo di mettere in pratica le sue idee. Ecco, la situazione di Juventus è quella perché sta giocando ancora a 3 e di base Spalletti è un allenatore che ha giocato con la difesa a 4, quindi non mi stupirei che col Cagliari possa anche tornare diciamo al suo modo il 4-3-3, 4-3-2-1 e insomma magari vedere Koopmeiners a centrocampo. Questo poi ne parleremo meglio domani che avremo l'inviato della Juventus, anche se effettivamente non c'è nemmeno il tempo perché comunque la Juventus tornerà oggi dalla Norvegia. Tra l'altro so che hanno richiuso l'aeroporto, quindi non si sa ancora a che ora rientreranno o meno. La partita è sabato, quindi effettivamente hai giovedì, venerdì rifinitura e poi sei di nuovo in campo. Quindi ecco, questo può essere comunque un bonus per il Cagliari, nel senso che il Cagliari comunque si sta allenando, ha tutta la settimana per preparare questa gara. La Juventus con la Fiorentina e sappiamo che tipo di partita. L'importanza della Champions è che era importante vincere, vista anche la classifica. È ovvio che la terza partita col Cagliari non vuol dire che venga sottovalutata, ma vuol dire che comunque saranno più stanchi. Questo senza alcun dubbio, certo. almeno dal viaggio. Però abbiamo chi sicuramente ne sa più di noi, perché le ha vissute, lo facciamo entrare. Eccoti qua, grande Geda. Ciao Come Gera! stai? Buongiorno, Grande. buongiorno. Mi vedete bene, giusto? Benissimo. Perfetto, alla Grazie grande. mille
per il tuo collegamento, Ceda. Stavamo parlando un po' di Juventus Cagliari e stiamo cercando di ragionare sul fatto che la Juventus comunque ha giocato ieri dall'altra parte dell'Europa, non è ancora rientrata perché l'aeroporto è chiuso, quindi la partita con la Fiorentina è sabato e di nuovo in campo contro il Cagliari. Questo può essere un fattore positivo per il Cagliari, che è il fatto almeno che il Cagliari l'abbia preparata tutta la settimana, mentre la Juventus ha avuto 3 gare in una settimana a preparare con un nuovo allenatore che non ha ancora avuto modo di mettere in campo le proprie idee. Ma sai, sicuramente può essere un vantaggio per due motivi. Uno per quello fisico, secondo me, che il recupero della Juventus può essere non totale perché con tutto il caso infatti che c'è per il rientro e poi dopo arrivare, prepararti però subito per una partita, per un'altra partita, secondo me non è semplice e non è facile. Dall'altro lato magari un altro aspetto è quello magari di sottovalutare probabilmente anche magari una partita di campionato, visto che hai giocato in Europa, tutto sommato ha fatto abbastanza bene in un campo difficile e complicato come quello che ha giocato. Quindi secondo me bisogna approfittare un po' di queste situazioni e cercare di fare il massimo, perché comunque la Juventus guarda, anche ieri in Europa ha dimostrato di essere comunque una squadra che in difesa è abbastanza perforabile, ecco, mettiamola così. E questa cosa bisogna essere molto bravi, bravi a fermare quelli che sono i punti forti, i punti di grande distacco, che secondo il mio punto di vista in questo momento, questo Issam e Ildi sono quei giocatori che ti spostano tantissimo l'equilibrio. Fermato quei due, secondo me dopo le fonti di gioco diventano molto, molto difficile e complicata. Se il Cagliari il Cagliari devi preparare una partita a livello difensivo giusta, non chiudersi in difesa perché secondo me questo non è il caso e non è la partita che secondo me il Cagliari può fare questo tipo di ragionamento, secondo me, e poi cercare di giocare la partita. La differenza, vedi, la differenza del mio Cagliari, io dico sempre il mio Cagliari, è che noi avevamo una caratteristica, secondo me, che oltre all'esperienza che avevamo, però non avevamo paura di nessuno, che fosse la grande squadra da scudetto, di Champions, quello che era. Secondo me questo ci dava un grande vantaggio, perché giocare un po' così, secondo me, gli metti in difficoltà perché a volte non si aspettano questo tipo di atteggiamento. E secondo me Cagliari dovrebbe ragionare così. Fra? No, Geda, io ho visto ieri la partita appunto, di Champions, ne parlavamo prima che tu entrassi in diretta, ho visto una Juve molto capace, ecco, di arrivare in zona gol, tante occasioni, tante belle azioni, però comunque anche poca precisione, perché poi alla fine hanno fatto 3 gol, hanno vinto col gol al 91esimo di David, ma se ne sono mangiati almeno 6 o 7 facili. Secondo te anche sabato sarà qualcosa di simile, cioè assisteremo a qualcosa del genere, oppure dato che, come diceva giustamente Luca, Spalletti si è preservato per bene Vlahovic per sabato, invece probabilmente ci sarà una partita anche diversa dal punto di vista dell'approccio, perché un conto è giocare con Vlahovic, un conto è giocare con 2 centravanti più mobili come Openda e David. La differenza tra gli attaccanti è quella che secondo me Vlahovic sbaglia di meno, secondo me è un giocatore che quando se la crea le opportunità le sbaglia anche lui, ma molto di meno rispetto a Openda e David. Sono due giocatori che sì, hanno fatto dei gol e tutto, però a livello di precisione, di giocate davanti, io ho avuto modo anche di vedere un po' le immagini della partita e c'è stata veramente davanti, come ho detto prima, se quei due, però ci devono essere sempre l'apporto di chi, di Conceição e di Yildiz, perché altrimenti le fonti di gioco in attacco crollano vertiginosamente, perché gli altri due non sono in grado, capace comunque del dribbling, della giocata nello stretto, chi inventa quelle cose lì è Yildiz e Conceição. Tolto quei due, ovviamente la squadra diventa una squadra molto piatta e una squadra veramente, cioè non da scudetto, perché sono quei due giocatori. Poi, vi ripeto anche che dietro loro subiscono tanto, comunque 2 gol li hanno presi, cioè, e hanno sofferto tantissimo.
E questo secondo me è un equilibrio che ancora non hanno trovato, secondo me, tra difendere bene e cercare di colpire quando hanno le occasioni. Hanno tantissime occasioni e fanno pochi gol. E quando subiscono a volte, secondo me, subiscono in maniera cioè sono molto, diciamo che l'attenzione, la rabbia agonistica dietro non è la stessa di un tempo. Ecco, questo mi dà l'idea di una squadra che quando subisce, se trova una squadra cattiva davanti, secondo me rischia tantissimo. Guarda, questo vi do l'esempio, sai, con quale partita? Quella col Como, in cui loro hanno subito tanto il gioco del Como, ma soprattutto quando hanno subito le avanzate, il Como è andato là e ha fatto male. E poi dopo basta, la Juventus da lì non ha reagito Non più ci di sta tanto. più. Sì, ogni tanto c'era quella follata di qualcosa sai, di imprevedibilità, però alla fine è finita lì. Cioè, tolte le fonti, ripeto, di gioco fondamentali, importanti, che creano veramente scompiglio nelle difese avversarie, poi gli altri, secondo me, sono giocatori normali. E come si blocca Ildiz? Perché ieri è lui che ha cambiato la partita, è entrato nel secondo tempo, l'ha accesa veramente. Mamma mia. La difesa del Bodo non ci ha capito nulla, Niente. nulla veramente, perché cioè, a un certo punto io ho avuto compassione per chi lo stava marcando, ti dico la verità, perché cioè, stava impazzendo, era totalmente perdevano mai. immarcabile. E quindi ti dico, ovviamente in Italia c'è un'attenzione diversa alla marcatura e Sì. alla fase difensiva, quindi questo è chiaro. Però come si ferma un giocatore come Ildiz? Ma sia lui che Cossessò sono giocatori che è difficile da fermare. L'unica cosa è nel momento in cui loro giocando da esterni, diciamo che giocano molto a binario, nel senso nelle loro posizioni. La differenza è quella che se loro prendono palle e tu li lasci girare, dai gli spazio, li fai dribblare, li fai ragionare, allora lì sei finito. Sì. Invece, secondo me, tu devi avere un giocatore che sia in grado e abbia la capacità, secondo me, di stargli sempre vicino. Quando lui prende palla, gli devi sempre stare vicino, perché il problema suo è quando lui si gira e gli danno il tempo di fare le giocate. E allora là diventa un casino, perché lui è molto bravo, è un giocatore bravo che usa tutti e due i piedi, sa usare molto bene, sa dribblare, perché ricordiamoci anche un'altra cosa, che in Italia giocatori che dribblano ce ne sono pochissimi. Lui è uno di quelli che sa dribblare, cioè non ha paura, non ha problemi a puntare, e questo secondo me è uno dei vantaggi per me della Juventus, che se trovo che i giocatori lì, cosa sono un altro che è molto veloce, quando ti entra in area che cosa vuol dire? Non farli entrare in area, giocare in area, perché che cosa succede? Loro entrano in area, il terrore del difensore è quello che se tocchi il giocatore di quello che ti sposta la palla o calci, o fai passare o fai rigori. E questa cosa qua bisogna evitare più possibile, secondo me, perché sia Yildiz ma anche Cosseição quando gioca è un giocatore che ha un'imprevedibilità molto importante, è brevilineo, rapido, veloce nello stretto. Cagliari deve avere una massima attenzione su quello, però io penso che più anche di quello il Cagliari deve pensare anche a giocare la sua partita, perché se ti preoccupi solo di dire ma la Juventus come li fermiamo? Vabbè, fermiamo, sai come li fermi? Giocando. Certo. Perché nel momento in cui loro capiscono che tu hai personalità, che tu non hai paura, secondo me, ecco, diciamo che non è semplice per nessun avversario. Almeno io, nella mia epoca, questo capitava spesso, perché che cosa fanno le grandi squadre? Ti aggrediscono, ti attaccano per prenderti la palla, per rubarti la palla e per farti paura, no? Come per dire non possono giocare più di 2 tocchi. Invece il segreto è quello, tenere la palla con personalità e cercare di farla girare più velocemente. Le grandi squadre questa cosa le soffrono. Assolutamente. Luca? Giada, prima di salutarti, che siamo in pieno orario di saluti, ti chiedo, Borrelli ha fatto la doppietta con il Genoa, come la valuti tu, Cagliari-Genoa 3-3? Perché è ovvio che uno si ferma al tabellino e dice 3-3, bella partita, ricca di gol, è quello che ci vuole. Però poi se effettivamente vai a vedere la partita ci sono stati tanti errori, troppi errori. E Borrelli, questo sblocco può aiutarlo, tu che sei stato attaccante, sai benissimo qual è l'importanza di segnare, soprattutto per un giocatore che ha il debutto in Serie A, perché aveva fatto 28 minuti col Frosinone, poi terzo gol, insomma, vincere aiuta a vincere, ma segnare aiuta a segnare sempre di più, a essere più
fiduciosi nei propri mezzi. Assolutamente sì, ha fatto anche dei gran gol, secondo me, e questo potrebbe essere un episodio che può sbloccarlo, perché ho visto un giocatore davvero da area di rigore, ha fatto veramente due grandi gol. L'unica cosa che mi rammarica un po' è che il Cagliari, secondo me, ha un po', diciamo, ha un po' dormito in quella partita, perché era una partita che doveva portare a casa, secondo me. Poi, per carità, poi gli errori possono capitare. Io reputo, secondo me, uno dei migliori portieri in questo momento della Serie A, Caprile sicuramente, però ha commesso un errore, secondo me, che per un portiere come lui e per quello che sto vedendo è un po' così, ecco, complicato. Poi mi auguro che sia stato il primo e l'ultimo, ma per un semplice fatto che lui ha una grande sicurezza, la grande garanzia, secondo me, del reparto del Cagliari, di tutta la squadra. Sicuramente lui è quel giocatore che il Cagliari, ma anche io personalmente, devo dire la verità, non mi aspettavo tutta questa qualità di un giocatore veramente che sta facendo la differenza. E purtroppo quella è una partita che io l'ho avuto modo di vederla, quella partita, secondo me il Cagliari il Genoa ha avuto anche le sue occasioni, però sai cos'è? Che il Genoa ci ha creduto fino in fondo, cioè di poter comunque pareggiare. Il Cagliari secondo me aveva quella partita in mano e l'ha lasciata sfuggire, per come l'ho vista io. Poi sai, nel calcio poi tutto può succedere, ed è questo tipo di partita secondo me che il Cagliari deve imparare a vincere. Cioè, quella con la Juventus è una partita che il Cagliari se la devi giocare senza pensare al risultato, però quella col Genoa vanno portate a casa sicuramente, quello è poco ma sicuro. Perfetto. Cioè, il Cagliari non vince a Torino da quasi 17 anni e tu c'eri, forse anche addirittura protagonista con un gol. Ti chiedo soltanto, se chiudi gli occhi e ripensi a quella partita, qual è il primo ricordo che ti viene in mente? Ah, ma guarda, cioè, non è che rifiuto di occhio, appena vengono in mente cioè, qualsiasi cosa di quella partita, ma guarda, subito è stato il fischio finale quando cioè, ha fischiato, cioè, che avevamo vinto veramente. A me quello che mi è saltato in mente era la sicurezza con cui abbiamo giocato, cioè la spavalderia, cioè senza la paura di giocare contro chiunque. Poi chiaramente una delle immagini iconiche mia, però quella non l'avete mai vista, è la felicità di Cellino, cioè dentro il tunnel dello spogliatoio l'ho vista solo io. Lui camminava, che andava verso lo spogliatoio, si gira a un certo punto indietro e c'ero io che tornavo negli spogliatoio camminando, capito? Lui si gira, era contentissimo, poi mi ha abbracciato, cioè era di una felicità estrema, come tutti noi ovviamente, però è una partita quella indimenticabile, sicuramente, cioè, che rimarrà nella storia, ma per il fatto che abbiamo giocato da grande squadra, quindi poco da fare. Perfetto. Geda, grazie Grazie davvero. Geda, davvero. Perché- Non potevamo non averti questa settimana, esatto, visto che esatto. insomma, Quindi speriamo scusa che anche se ti ho avessi marcato in vinto. maniera così stretta, io No, giocavo no. difensore, quindi ecco perché sono Giustamente Ma adesso si soprattutto spiega. dopo 17 anni bisognerà anche iniziare un po' a romperlo questo maleficio, per cui abbiamo portato te, speriamo che sia di buon auspicio per il risultato Ma di sabato. Grazie io mi davvero, auguro. Geda. Grazie davvero. Un abbraccio. Ciao Geda, buona Ci vediamo giornata. presto, un Ciao. abbraccio. Ciao, 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 ciao. Mitico. E voilà. Beh, Grande. ci stava, cioè non si Sì. poteva Esatto. questa settimana non avere Geda, ecco, per per Juventus Cagliari. Mi pare ovvio questo, è abbastanza ci sta. facile da comprendere per tutti. Va bene, va bene. Caro È lei. una bella puntata anche oggi, due belle Sì. chiacchierate, anche domani, non è che domani non lo sia, anche domani basket, però femminile, lo possiamo già dire da adesso, e poi ovviamente foco sulla Juve, cioè bisogna capire anche da chi la vive giorno dopo giorno, quelle che sono un po' le ultime sulla squadra di Spalletti. Tra l'altro, appunto, come hai detto giustamente, bisogna capire quando rientra, Esatto. perché anche quello un minimo inciderà, secondo me, sulla partita di sabato, anche se poi, vabbè, diciamo prima,
alcuni non hanno giocato ieri. Sono curioso di vedere la difesa, perché anche ieri ho visto, insomma, È abbastanza difesa ballerina la difesa. assolutamente perforabile. Beh, guarda il primo gol. Il primo gol sembrava uno dei gol che subisce il Presi dal Cagliari. Cagliari. Esatto, Identico. esatto, Cioè, ho detto, esatto. ma sto guardando il Cagliari. Ah no, è la Juve. Ah, ok, bene. Quindi Esatto, quindi vediamo. anche gli Secondo altri me c'è spazio per poter fare male a questa Juve, è chiaro, a patto di una prova... di giocartela. Sì, una prova attenta, cioè più che attenta non come inteso come difensiva, attenta nel Sì, sì. senso che accendi la Sì, testa, sì. cioè 90 minuti. che sei attento a ogni situazione, perché essere attento non vuol dire stare chiuso dietro, vuol dire che nel momento in cui si verifica l'occasione devi essere bravo e pronto cinico. subito, esatto, cinico, Che non è che avrai e 12 trovare lo spazio di occasioni. fare male. È quello che dico, cioè attenta Poi, per quello. magari Attenta sì, vuol dire però senza errori, ecco, anche in questo esatto. caso. Quindi E non riuscire vuol a dire stare tutti capire dietro. quando puoi punire. Però ecco, io Esatto. penso che questa settimana perché Questa è una bella ovviamente non ci domanda, sarà. Traccad. Sì. Questa è una bella Ci domanda. vuole personalità, ci vuole E anche tanta personalità. questa, anche Sì, questa. Nel frattempo ricordiamo oggi la notizia di oggi, il post su LinkedIn di Maurizio Fiori. Sono belli attivi, eh? Sì, vedremo se ci sarà nelle prossime settimane, prima di Natale, se ci sarà anche modo di conoscerli, insomma, se ci saranno conferenze stampa, occasioni pubbliche, vedremo. Noi siamo pronti a vedere, a raccontare tutto ciò. Fuori dice: quando abbiamo nulla da perdere giochiamo meglio, deve essere così anche con Inter e Lazio, ma non ha funzionato con la Lazio. Allora, con l'Inter, ripeto, effettivamente magari un po' no, però con la Lazio hai preso 2 gol da tonto, scusate, non voglio insultare nessuno, però no, cioè, certo. da polli, chiamiamolo come Sì, vogliamo, per cui esatto. secondo me, esatto, cioè contro la Lazio, io spero che il Cagliari ripeta la prestazione che ha fatto a Roma contro la Juve, con quel surplus di attenzione di cui si parlava prima, ecco, capito? Certo, perché secondo me contro c'è lo questa spazio. Juve è una squadra molto pericolosa, e l'abbiamo detto, insomma. Tra l'altro prima scriveva Traccada con Vlahovic e Ildiz, con Traccada e Ildiz, cioè con Vlahovic e Ildiz ieri dicevano di goleada, è quello che ho detto anch'io. Dobbiamo vincere in goleada già con quelli che hanno giocato ieri, quindi però è anche vero che dietro concedono. Il Cagliari contro il Genoa ha concesso, però ha anche trovato gol, perché ha trovato 3 gol dagli attaccanti, e quindi speriamo che insomma che i rossoblù tornino da Torino con dei punti in tasca, perché comunque al netto delle difficoltà c'è spazio, secondo me. C'è spazio, serve ovviamente prendere almeno E poi un punto guarda, a Torino. sai cosa? È vero che non vinci da 17 anni, cioè sono 16, ma praticamente 17 perché al 31 gennaio esatto, ci siamo. 2009, quindi magari praticamente finisce a 16 17 e non finisce a 17. appunto, speriamo. 16 anni abbondanti, diciamo Esatto. così, dai. Cosa volevo dire? Mi hai fatto perdere il filo. Mannaggia a te. Io sono il disturbatore, è un dato di fatto. Stavo Stiamo parlando del vabbè. discorso del punto, che serve a prendere almeno un punto. Ah sì, no, bravo, che Vedi. non vinci da oltre 16 anni, ma l'anno scorso hai pareggiato. In una situazione in cui la Juve non era sicuramente la schiacciasassi che da blasone dovrebbe essere. Quindi, ripeto, l'anno scorso c'era ancora il primo allenatore dei 2 della stagione, quest'anno c'è già il secondo, però è ancora in un processo di, certo. no? Ripeto quello che ha detto Marco prima per quanto riguarda il basket. Certe idee vanno comunque provate in allenamento, e se tu non ti alleni comunque non puoi provarle in partita, perché rischi di fare un patatrack. Quindi il discorso è che probabilmente
vediamo, rientreranno oggi, probabilmente, forse sono già rientrati, non lo so, però prima della diretta non erano ancora rientrati e l'aeroporto era chiuso. Questa è la notizia che so. Rientreranno stasera, ripeto, avranno 2 allenamenti. Se mettiamo ovvio le figurine del tasso tecnico non c'è partita, però devi lavorare sul discorso relativo a cosa è stato sbagliato nella sfida contro il Genoa, questo e quest'altro. Qual è il fatto positivo della partita contro il Genoa? I 3 gol, che non sono scontati, forse adesso vado a memoria, pare che 3 gol in campionato non li avesse mai fatti quest'anno, vado a memoria, mi pare di no. In Cagliari Giusto? No, appunto. Quindi questo è sicuramente il punto da cui partire. E poi in difesa, ripeto, rivedendo la partita, ma ne abbiamo anche parlato, ci sono state delle situazioni dove si vede chiaramente che non eri concentrato. È questione di concentrazione. Non può improvvisamente dei difensori che hanno esperienza sbagliare certe cose. Lì non sei concentrato, c'è poco da fare. Quando io non sono concentrato, sbaglio. È successo quando 2 settimane fa ho messo la copertina di un altro giorno. Non ero concentrato, non è che non lo so fare. Non ero concentrato, è uguale. Se tu fai il tuo lavoro e non sei concentrato, non rendi. È un dato di fatto. E anche lo sport funziona così, anzi ancora di più nello sport. Assolutamente. Visto che è fatto di momenti. Per rispondere a Wild Forest non c'è una data precisa, di fatto hanno firmato il preaccordo e poi bisognerà appunto chiudere il tutto. Secondo me comunque sarà roba di entro l'anno, ecco, entro l'anno. Però non abbiamo date certe. Vedremo. Io personalmente non prenderei molto sul serio questo Cagliari Genoa, al 90% dei casi è una partita da 0-0, da 1-1, è vero, tanti errori da una parte e tanti errori dall'altra. Per quello che è anche vero che se fai quella partita contro una squadra più precisa e più attenta del Genoa, la perdi 9 volte su 10, secondo me, più che da 0-0. È da 0-2, probabilmente. Perché se fai quei regali a una squadra se che lì tendenzialmente... Colombo o Norton Caffi segnano 0-2, non lo so come finisce la partita. Questo è un dato di fatto. Quindi questa è la realtà. Bon. Staremo a vedere. Va bene. Ragazzuoli e ragazzuole, ci vediamo domani, ore 10. Lasciamo ore andare 10. il buon Luca Di Leonardo alla Coppa Quartieri. Copriti bene, mi raccomando. Vabbè, comunque non sta piovendo, no? No. Vabbè, tacci, però ci sarà freschetto, immagino. Quello sicuramente. Allora. Dato, come si suol dire. E allora copriti. Alla grande. Va bene. Va bene. Ci vediamo domani. Domani ricordiamo doppio appuntamento, mattina e sera, perché di sera ci sarà Fanta 131, ve lo dico già, 18:30 ci sarò io. Domani c'è 18:30 ancora... domani. C'è anche Fabio Pisaccane, conferenza stampa di Fabio Pisaccane, e poi ci sarà anche Marco Palestra da doppio Malto domani pomeriggio, quindi insomma, giornata bella carica e piena. Ok, 12:30, ok, domani, perfetto. L'ho vista adesso, perfetto, va bene. Ci vediamo domani ragazzi, buona giornata e un saluto a tutti. Ovviamente cliccate anche offline se volete l'abbonamento 0,99, inserimento canale Telegram e parliamo un po' di tutto, che è una bella community, bella calda, assolutamente. Ci vediamo, buona giornata, ciao ragazzi, ciao Fra, sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.